Una stagione particolare, un campionato inevitabilmente segnato dal Covid. La Fenice Venezia Mestre però è riuscita a trovare una continuità di risultati esaltata proprio dalla bellissima vittoria contro Massa. A riportare però con i piedi per terra i veneziani ci ha pensato l'Atletico Nervesa. Proprio sulla stagione particolare condizionata dal virus sono intervenuti Lorenzo Cavaglià e Pietro Manoli, i due pivot a disposizione di mister Pagana. È una situazione strana perché non è sport questo, secondo me, però riteniamoci fortunati a poter fare tutto quello che stiamo facendo e siamo noi fortunati come Fenice Venezia Mestre a riuscire a allenarci e a poter giocare le partite, perché basta vedere campionati inferiori che non o sono fermi come la C1 e la C2, oppure Serie B che hanno tantissime partite da recuperare. I due giocatori, già presenti lo scorso anno, vedono una maturazione importante nel gruppo, che quest'anno, oltre che migliorato sul campo, si sente più forte anche dal punto di vista mentale. Credo che questo campionato, rispetto anche all'anno scorso, sia appunto molto più equilibrato, e questo viene a nostro favore, nel senso che ogni partita a sé, ogni partita non è prevedibile, quindi Rispetto all'anno scorso, io vedo una maggiore determinazione nel poter e nel riuscire a portare a casa magari un risultato. Gli anni scorsi e l'anno scorso soprattutto, alcune partite che quest'anno magari abbiamo pareggiato o abbiamo vinto, non so se saremo riusciti a vincerle o a pareggiarle. Il pivot, un ruolo certo affascinante, ma anche complicato. Ma andiamo nello specifico. Che tipo di lavoro chiede il suo pivot, mister Luigi Pagana? Innanzitutto dipende anche un po' dall'avversario, perché spesso mi è richiesto di restare profondo, altre volte di uscire un po' di più in manovra, e comunque il gioco del mister è un gioco abbastanza incentrato sul pivot. Raramente capita che ci troviamo a giocare a 4, diciamo, senza profondità. Il mister ci chiede appunto tanta profondità, di cercare di giocare più avanti possibile, in modo tale che i laterali poi o il centrale ci cerchino e appunto trovino la profondità che noi dobbiamo cercare di dare, insomma. Un girone difficile, un campionato con squadre da non sottovalutare ed i nostri Manuel e Cavaglià se ne sono prontamente fatti un'idea. Sicuramente il Nervesa, sia all'andata che al ritorno, abbiamo avuto modo purtroppo di giocarci sia all'andata che al ritorno. E in realtà all'andata ho visto una differenza abbastanza abissale tra le due squadre. Al ritorno penso che sia stato appunto uno scivolone, non tanto dovuto a una differenza così grande di valori in campo, ma proprio ad un secondo tempo che è stato da dimenticare. Guarda, mi accodo a quanto ha detto Pietro, cioè L84 e Nervesa, secondo me sono le due squadre che sono un gradino sopra le altre. Uno spogliatoio giovane, due pivot che si contendono minuti, ma andiamo a scoprire che rapporto c'è tra i due pilastri della manovra veneziana. Ma guarda, io sì, con Pietro, come con gli altri compagni che ho avuto durante questi anni alla Fenice, cerco sempre comunque di, bene o male, dare il mio consiglio, come io cerco anche di apprendere a volte quello che loro possono darmi, che magari io non ho. Sì, il rispetto deve essere alla base di qualsiasi rapporto, anche all'interno della squadra, soprattutto se sei più giovane, soprattutto se devi ritagliarti un posto. E con Lorenzo io ho un ottimo rapporto, ci confrontiamo ogni tanto a livello tecnico su appunto discorsi che riguardano il gioco. Fenice Venezia Mestre che sarà impegnata sabato in casa del San Spagnano e che non vede l'ora di lasciarsi alle spalle il secondo tempo contro il Nervesa, declassandolo a puro incidente di percorso.